Al via oggi questa 3 giorni dedicata a questa sagra della frocia e della incannellata, prodotti tipici locali di Alessandria della Rocca. Allora, è un evento molto importante perché in per sé queste due pietanze, se così possiamo considerarlo, racchiudono un po' la cultura agricola di Alessandria della Rocca, perché tutto ciò avviene grazie all'impegno anche che c'è stato da parte dell'istituzione regionale che ci ha concesso un finanziamento per realizzare tutto questo. Oggi è la presenza del Presidente della provincia, devo dire che ci dà una certa sensazione, perché la provincia è stata un'istituzione assente. Oggi c'è la presenza della politica. Io ritengo che la presenza del Presidente oggi dia una certa valenza a tutta la manifestazione, perché toccando con mano quali sono anche le tematiche locali, ciò possono essere affrontate diversamente rispetto alla burocrazia o ai burocrati. Una 3 giorni dove valorizzerete molto il prodotto locale, voi lo fate sempre come amministrazione comunale. Sì, questa è giustamente la prima edizione. Io vorrei qua a Pasquale Leotta, l'assessore accanto, perché si è speso moltissimo. A tutti. E devo dire che è stato proprio in prima linea, anche equalizzato dalla famiglia. Allora, stavamo dicendo praticamente come si articoleranno questi 3 giorni. In concomitanza della sagra, praticamente, che si consuma il 9, il 10 e l'11, abbiamo pure i borghi dei tesori, abbiamo già delle prenotazioni, verranno persone di fuori, quindi abbiamo voluto fare coincidere questa ricorrenza proprio per dare il meglio di quello che offre il Paese. Domani ci sarà pure un gruppo che allieterà la serata e penso che ci saranno tanti ospiti che arriveranno di fuori. Poi ci sarà la consumazione, quindi ci sarà la consumazione pure di queste pietanze che sono la froce, abbiamo detto che è una frittata poi alla fine tipica alessandrina, e l'ancannellata che è un dolce proprio che è nato qui ad Alessandria della Rocca, e questa è una peculiarità vera e propria. Per il resto, essendo la prima edizione, giustamente ci può essere qualche defaillance ed è normale, però io penso che c'è sempre tempo per migliorarci. Assessore, lei il suo impegno è sempre notevole, lo abbiamo visto anche l'anno scorso con la manifestazione dedicata al turismo delle radici, oggi per questa bella festa che dura 3 giorni. Buonasera a tutti. Certo, per noi, come diceva il Sindaco, ci sarà qualche defaillance, siamo alla prima edizione di questa sagra importante, stiamo facendo il nostro meglio, vedo che c'è molta partecipazione in piazza e mi riempie il cuore vedere i sindaci dei vari paesi qua vicino, Sant'Ocevano, Bivona, Cianciana, San Biagio. Questo significa che la montagna c'è, che l'unione c'è e quindi diamo forza al nostro territorio, abbandonato un pochettino dalle lontane giustamente città. Speriamo che sia un evento bello per tutti. Un grazie di cuore va a tutti quelli che hanno collaborato, un grazie di cuore va agli stendisti, perché senza stendisti non c'è sagra e quindi è un grazie alla cittadinanza che partecipa e a tutti i collaboratori. Grazie mille, un po' di emozione a volte ci vuole pure, ci sta pure. Dicevo che siamo grati ai sindaci, innanzitutto ai sindaci che ci hanno fatto visita, al Presidente del Consiglio che ci ha onorato della sua presenza, ma anche e soprattutto all'assessore Aliotta. Dal suo impegno è partita questa iniziativa. Abbiamo ricevuto, dicevo, un finanziamento che ci ha permesso di fare questa sagra, che è proprio un percorso per la valorizzazione di quelli che sono i prodotti agricoli locali, soprattutto il dolce tipico che è l'ancannellata, e poi abbiamo anche la frocia che è una frittata tipica del luogo. Ci sarà anche una valorizzazione di eccellenze nel campo invece artistico, storico, culturale, grazie all'impegno di alcuni volontari che hanno fatto in modo che il nostro paese, che finora ne era rimasto fuori, entrasse a far parte dei borghi dei tesori. Questo si è verificato e questo ci permette di fare in modo che chi vuole può fare tappa nel nostro paese per visitare alcune bellezze artistiche. Dicevo, abbiamo delle chiese come il santuario che è stato luogo di miracolo,
abbiamo la Chiesa del Carmine, abbiamo anche tanti palazzi nobiliari che sono degni, diciamo, di essere osservati e di essere ammirati. Quindi c'è tanta carne al fuoco e aspettiamo tutti e speriamo di poter rinnovare l'anno prossimo, diciamo, arrivare ad una seconda e una terza e così via. Speriamo che questa iniziativa abbia successo e ripaghi dell'impegno tutti gli sforzi dell'assessore Aliotta e di tutta l'amministrazione. Grazie ancora. Esordio oggi ad Alessandria della Rocca con la Sagra della Frocia, un momento bello per incentivare anche le usi e le tradizioni popolari che si vanno perdendo. Sì, sono venuto con piacere, ho visto entrando che ci sono tutte le bancherelle, una festa organizzata benissimo, quindi mi complimento con il sindaco. Noi come provincia rafforzeremo queste manifestazioni cercando di dare un contributo non solo logistico ma se possiamo anche economico per valorizzare i nostri territori e farli conoscere. Fa parte del suo programma? Sì, questa è una delle cose che fa parte del mio programma. Io ho parlato sempre della sistemazione delle strade interne perché devono essere di facile raggiungibilità, ma poi porremo un'attenzione a un turismo esperienziale che si svolge proprio nelle zone interne dove ci sono, ecco, prodotti, un'enogastronomia molto genuina e di grande qualità. Ringrazio il sindaco per questo meraviglioso invito che ci ha fatto, siamo qua per rallegrare questa prima sagra del comune di Alessandria della Rocca. Il comune di San Biagio Platino fa parte di questo comprensorio dell'Unione dei Monti Sicani e da oggi abbiamo iniziato noi con gli archi di Pasqua che bene o male tutti conoscete che sono, diciamo, un'eccellenza internazionale di questo nostro territorio. Oggi si inaugura la sagra qua ad Alessandria della Frocia e prossimamente vedremo anche di promuovere in maniera differente il nostro territorio, a partire da Santo Stefano fino ad arrivare a San Biagio Platino, passando per Bivona, Cianciano e compagnia bella. Anche voi avete voluto sostenere questo evento per valorizzare i prodotti tipici locali, d'altronde lo fate anche voi con la Sagra della Pesca di Bivona. Assolutamente sì, una bellissima iniziativa quella dell'amministrazione comunale di Alessandria per valorizzare i prodotti proprio del territorio e noi come sindaci del territorio, essendo tutti i comuni piccoli vicini, cerchiamo di sostenerci e lavorare in sinergia per tutte le iniziative che si portano avanti in questo territorio che ha delle peculiarità importanti a livello di prodotti tipici di eccellenza. Sì, è un momento anche oggi ad Alessandria della Rocca non solo di festa ma di promozione del nostro territorio dell'area interna dei Sicani. Poco fa è stato accennato col Presidente Pendolino la marginalità della nostra zona, una marginalità negativa che vogliamo assolutamente combattere e vogliamo anche cercare di aggredire con questi momenti di promozione del territorio e dei nostri prodotti di eccellenza. E per questo io vi invito il giorno 25 alla 23esima edizione della Sagra del Formaggio e dei prodotti tipici quisquinesi a Santo Stefano Quisquina. Ci parla velocemente dell'ancannellata che voi la producete? Sì, è un dolce tipico proprio di Alessandria della Rocca ed è fatto di mandorla tostata, zucchero, un pizzico di cannella, farina e un pochino d'acqua ed è proprio tipico di questo paese, di Alessandria. Grazie. Un dolce molto croccante, però buonissimo, ve l'assicuro. Stasera abbiamo una frocia antica, di tradizione. Questi sono tutti i condimenti e gli elementi che si fanno la frocia. Ecco, quali condimenti, velocemente? Qui abbiamo gli asparagi, le fave, i piselli, uova, ricotta, menta, menduccia selvatica, un po' di pane grattugiato, grana, formaggio e olio extravergine. Questo è tutto il condimento, poi va elaborato, mischiato e va in soffitto in padella. Perché la padella poi va girata e rigirata per avere la doratura e il colore che si ci dà alla frocia. E poi è chiamata la frocia siciliana, la frocia alessandrina. Spieghiamo la sua presenza qui. Sono qui come madrina della festa dell'ancannellata
perché questo dolce caratteristico di Alessandria della Rocca ha avuto il riconoscimento, il PAT, prodotto agroalimentare tradizionale, riconosciuto dalla Regione Sicilia. È tutto nato da una trasmissione che io ho fatto su Georai 3, dove dovevo presentare dei dolci dei monasteri, delle monache, e ho convinto Nino Raineri, Anna Ligambari, diciamo l'associazione locale, a presentare la richiesta appunto di inserimento, perché ci tenevo moltissimo a far rivivere questi borghi interni. E ho detto partite da questo dolce, e loro hanno risposto benissimo, con entusiasmo, ed eccoci qua.